Amici di Verde a Nord-Est, siamo nello stand di Oppo Veneto qui a Rimini in occasione di McFruit edizione 2019. Sono in compagnia di Pierandrea Odorizzi di Coldiretti Veneto, Cesare Bellò, Coldiretti e Oppo Veneto e Alessandro De Pieri di Allesti Marca. Allora, il primo che inizia a raccontarci tutto di questo tavolo in legno è Cesare Bellò. Anche perché questo non è un legno comune, è il legno che deriva purtroppo dal fortunale che abbiamo avuto sulle nostre Dolomiti, il ciclone Vaia, ed è un'idea che è nata nel momento in cui abbiamo pensato all'allestimento per McFruit e che abbiamo condiviso insieme, per questo condiviso da Coldiretti Oppo Veneto, ma anche l'allestitore, devo dire, ha fatto la propria parte andando a recuperare, a vedere il legno. Allora, Pierandrea Odorizzi, come è nata quest'idea portata avanti da Coldiretti Veneto? Allora, nasce ovviamente nei giorni successivi alla tempesta Vaia, quando ci si è resi conto di quanto era accaduto, anzi chi viveva in città forse l'ha scoperto molto dopo cosa è successo e quindi questa tempesta ha evidenziato delle criticità legate a un territorio che se viene abbandonato presenta il conto, a un territorio che deve avere uno sviluppo economico per essere di nuovo rioccupato, ha evidenziato una criticità sulla filiera del legno e delle criticità su quello che può essere la gestione di un bosco. Da qui è nata l'idea iniziale, quella che avevamo fatto di adottare un albero adottare il bosco per rigenerare quello che è il patrimonio boschivo, ma non solo rigenerare le piante, ma rigenerare una filiera economica che in questo momento è necessario. Anzi, da questa disgrazia, diciamo, forse una riflessione per ripartire con più impeto, con più interesse. Allora, un grande lavoro, io intanto mi sposto, Alessandro De Pieri Allesti Marca, poi il legname si è raccolto, ma poi bisognava lavorarlo, bisognava costruire questi magnifici tavoli. Certamente, è stato un lavoro fatto di concerto con i nostri partner che abbiamo sposato in pieno proprio perché crediamo che il recupero del patrimonio locale, essendo noi un'azienda locale, sia molto importante e quindi abbiamo pensato di creare una sorta di punto focale proprio per ricordare quello che era successo e attivarci come azienda proprio perché intendiamo avvalerci della collaborazione delle aziende locali sul territorio per la fornitura delle materie prime per quanto possiamo utilizzarle nella nostra filiera produttiva per quanto riguarda gli stand. Allora, grazie Alessandro De Pieri di Allesti Marca, Cesare Bellò. Giustamente, se mi permetti, perché tutto questo poi è in coerenza con quella che è la filosofia aziendale di Oppo Veneto di grande attenzione alla natura, che è un patrimonio di tutti, ma che Oppo Veneto porta avanti in maniera particolare per il settore ortofrutticolo, per le produzioni ortofrutticole del Veneto e in Italia. Allora, in chiusura due parole con Pierandrea Odorizzi, Coldiretti Veneto, questo è un punto di partenza. È sicuramente un primo passo di quello che è un progetto che stiamo sviluppando e che speriamo possa incontrare l'interesse da parte di tutti gli enti, ma anche di tutte le filiere economiche interessate a ripartire dalla montagna, perché la montagna non è solo, cioè un euro creato di economia in montagna, sono molti euro poi creati per l'economia in generale di tutta la regione e di tutto il territorio. Grazie Pierandrea Odorizzi di Coldiretti Veneto, grazie a Cesare Bellò e naturalmente grazie ad Alessandro De Pieri di Allesti Marca. Allo stand di Oppo Veneto, nella postazione di Verde a Nord-Est, è venuto a trovarci l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. Allora, benvenuto, qui abbiamo in rassegna il meglio del nostro Veneto, assessore. Beh sì, siamo a McFruit a Rimini e qui c'è di tutto perché abbiamo la pesca e quindi i fasolari, abbiamo il radicchio di Chioggia, qui abbiamo mezza Chioggia presente, però anche l'amo, i fagioli, ma se giriamo tutti gli stand troviamo tutte le 38 denominazioni della nostra regione, quelle più importanti. Ecco, ricordo che comunque per la regione Veneto l'ortofrutta è una filiera strategica, è la seconda dopo quella vitivinicola e da quasi 1 miliardo di prodotto lordo vendibile. E la regione Veneto è impegnata a tutelare i prodotti coltivati e lavorati in Veneto e soprattutto con un marchio che è una garanzia per i consumatori. Certo, noi abbiamo il nostro marchio che è il marchio qualità verificata che troverete in molti di questi prodotti,
ma assieme a questo marchio ci sono i marchi del biologico, i marchi della qualità sostenibile nazionale, ci sono tanti marchi che certificano questi prodotti e dicono che questi prodotti sono controllati, hanno dei disciplinari di produzione e quindi sono sicuri. Che cosa significa per il consumatore un marchio come questo, Assessore? Un marchio come questo significa che, ad esempio, il fagiolo di Lamon, in questo caso il radicchio di Chioggia, e i fasolari, il vino sono prodotti di un territorio, quindi sono legati a un territorio particolare dove ci hanno una qualità di produzione particolare e quindi certifica che questi produttori sono all'interno di questo territorio e gestiscono queste coltivazioni e le mettono nel mercato. Allora, Assessore, è un momento anche questo dove si possono degustare i prodotti della terra e del mare. Io direi di concluderlo in bellezza con un brindisi davvero all'ortofrutta veneta e al nostro Veneto. Evviva! Evviva il Veneto!